Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle novità del nostro club e del nostro cuore. Forza Napoli sempre! Le trattative con il Fenerbahce per Lukaku stanno procedendo, ma il Napoli non sta ad aspettare. Il club partenopeo sta già lavorando a un sostituto e ha individuato in Gabriel Jesus il giocatore ideale per completare l'attacco. Il recente incontro con i rappresentanti del brasiliano non è casuale, segnala un trasferimento serio e imminente, e non una semplice esplorazione di mercato. Jesus rappresenta un'opzione superiore rispetto a molti dei nomi che sono circolati negli ultimi giorni. Non è un giocatore marginale all'Arsenal e la sua cessione implicherebbe trattative complesse. Ciò nonostante, il Napoli ha deciso di andare oltre e contattare direttamente il suo rappresentante, segno che è realmente disposto a presentare un'offerta. Qual è il vantaggio tattico di questo acquisto? Jesus offre mobilità, tecnica e la capacità di giocare da solo. Non è un centravanti tradizionale come Lukaku, ma offre soluzioni diverse che potrebbero migliorare il piano offensivo del Napoli. La sua esperienza internazionale e la conoscenza della Serie A, seppur indiretta, lo rendono un acquisto di immediato impatto. L'Arsenal non lo considera intoccabile e la finestra di mercato estiva del 2026 riserva ancora delle sorprese. Se il Napoli accelerasse ora, prima che altre squadre entrino in corsa, potrebbe trovare spazio per negoziare. L'incontro con il suo agente è il primo passo concreto in questa direzione. Lukaku al Fenerbahce, Jesus al Napoli. Lo scenario sta prendendo forma. Nei prossimi giorni, le mosse del Napoli determineranno se questa opzione sia davvero la priorità per colmare il vuoto in attacco. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia un commento sotto il video. Grazie.